Oggi a livello nazionale uno sciopero unitario dei lavoratori della Lidl, anche Agrigento in parte aderisce, così come tutta la Sicilia. Perché questo sciopero? Noi ci troviamo qui perché oggi siamo la vera forza motrice dell'azienda, siamo qui a combattere per i nostri diritti perché ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo combattuto per delle trattative che non sono state portate a termine, tra cui ci ritroviamo a lavorare in un organico insufficiente per tanti lavori che dobbiamo portare a termine. Stiamo combattendo per dei contratti che non sono stati rinnovati, per degli orari di lavoro che per quanto mi riguarda e per tutti sono disumani, tra cui terminare i turni oltre le 22 della sera. Ci troviamo qui anche perché chiediamo un aumento di stipendi, perché per quello che facciamo, per il tipo di lavoro che è diventato e per la situazione sociale in cui ci ritroviamo, gli stipendi sono davvero scarsi rispetto alla società in cui viviamo. Siamo qui per portare a termine i nostri diritti perché nessuno ci ascolta e speriamo che in questo sciopero le nostre richieste vengano portate a termine, avanti. Siamo qui, faccio parte di un gruppo di giovani che cerchiamo di vivere in questa società davvero difficile, in cui tra tanti problemi cerchiamo solo di essere rispettati e di lavorare con dignità, perché attualmente io, come tutti, non ci sentiamo rispettati completamente. Lavorare con dignità! Io penso che il lavoro sia importante, ma in primis lavorare sereni è quello che rende la vita più facile, anche perché noi dopo il lavoro abbiamo una famiglia e dobbiamo andare a casa sereni e felici, non insoddisfatti e non sentirci mortificati come in questo ultimo periodo. Quindi combattiamo per i nostri diritti con la speranza che vengano rispettati e noi tutti veniamo rispettati. Tra l'altro la Lidl è un'azienda il cui fatturato è in costante crescita. Sì, è una multinazionale, siamo in Europa, siamo anche fuori dall'Europa e ci aspettiamo, dato che è un'azienda così solida e che porta davvero un alto fatturato, ma obiettivamente siamo noi che ci ritroviamo davanti al cliente, noi siamo l'ultima parte che ha a che fare col cliente. Chiediamo solo che il rapporto con il cliente è importante, se noi siamo soddisfatti il cliente è soddisfatto, se noi lavoriamo male il cliente se ne accorge e di conseguenza non si lavora bene. Chiediamo soltanto che rispettando i nostri diritti noi lavoriamo più sereni e sicuramente l'ambiente diventa come ci aspettiamo noi, un ambiente sereno, fatto di rispetto, dignità e la squadra sicuramente lavorando così porterebbe a termine tutto.